La censura e la repressione della libertà di stampa nella Turchia di Erdogan. Andrej Babiš, miliardario e proprietario di televisioni, è il nuovo premier della Repubblica Ceca. In Estonia al 2018 sarà tutto dedicato al centenario della prima indipendenza della Repubblica. Peter Benz, giovane pianista ungherese, con la sua musica è diventato l'idolo dei giovani di tutto il mondo. Zagabria, con una grande mostra di 60 artisti, celebra Nikola Tesla, l'inventore che ha creato la nostra quotidianità. I loro volti, i nomi, campeggiano all'ingresso del giornale, uno di quelli rimasti all'opposizione. In carcere restano 4 giornalisti di Cumhuriyet, che in turco significa Repubblica, proprio perché fu fondato, anch'esso come la Turchia, nel 1924. Il caso di Ahmet Şik è il più emblematico. Provi a pensare a un giornalista investigativo che per primo ha denunciato che nelle istituzioni in Turchia c'è un network politico illegittimo, costruito da Fethullah Gülen. Questo religioso che vive negli Stati Uniti ed è accusato di aver orchestrato il tentativo di golpe. Şik era già finito in carcere per questo nel 2011 e ora è in prigione da 10 mesi con l'accusa di propaganda a favore del PKK. Una cosa ridicola. Sì, in Turchia si può finire in prigione nelle retate contro un potere occulto che si era denunciato per un'intera carriera pagandone il prezzo, o anche solo con un tweet. 3 anni di carcere sono stati inflitti da un tribunale di Istanbul al caporedattore dell'online di Cumhuriyet, Oğuz Güven, per aver allungato sui social un'ombra di sospetto sulla morte in un incidente stradale di un magistrato che stava investigando proprio sulla rete di Gülen. In Turchia evidentemente c'è una struttura che noi definiamo AK-troller, i troll vicini al partito di maggioranza che seguono assiduamente la pagina di Cumhuriyet. I giornali vicini al governo hanno subito cominciato a diffondere la notizia che Cumhuriyet aveva fatto commenti offensivi. Il tweet è rimasto online solo 52 secondi. Possono criticarlo sotto il profilo deontologico, ma spiegare al mondo dove si trovi il crimine è difficile. Io stesso sono sotto processo. È solo il fatto di dover pensare a quello che dovrai dire nella prossima udienza, essere obbligato a spiegare la tua professione a un giudice, apparire davanti a un'alta corte criminale a Istanbul è estremamente doloroso. E la tua famiglia ci pensa regolarmente, più di te. Perché tutto questo potrebbe costare alla tua vita, alla tua professione e alla tua famiglia. Che cos'è Bylock e perché può procurare tante grane a voi giornalisti? Bylock è un'applicazione dello smartphone che si sospetta sia stata usata da membri del movimento di Fethullah Gülen per comunicazioni segrete. Ci sono giornalisti accusati di aver semplicemente caricato quest'app Bylock sui loro cellulari. Ma abbiamo persino colleghi dietro le sbarre solo perché hanno ricevuto una telefonata da qualcuno che aveva Bylock sul proprio telefono. Ma come posso sapere se tu hai Bylock sul tuo cellulare? Se tu mi chiami, io alla tua telefonata rispondo. Il Comitato Olimpico Internazionale, dopo l'indagine sulla manipolazione sistematica del sistema antidoping in Russia, ha deciso la sospensione del Comitato Olimpico Russo e di invitare solo i singoli atleti russi puliti ai Giochi Olimpici Invernali in Corea del Sud nel 2018. Questi atleti invitati parteciperanno sia in gare individuali o di squadra sotto il nome di atleta olimpico dalla Russia e gareggeranno sotto la bandiera olimpica con divisa neutrale e con l'inno olimpico. Il presidente Vladimir Putin, che ha ufficialmente annunciato la sua ricandidatura per il vertice del Cremlino, ha detto che la Russia è in parte colpevole, ma ciò è stato sfruttato in modo disonesto per applicare il principio della responsabilità collettiva anche su atleti e dirigenti che hanno rispettato le regole sportive. La lista dei ministri del primo governo Babiš è pronta, letta e approvata dal presidente Miloš Zeman già 10 giorni fa, quando i due si sono incontrati dopo le dimissioni dell'esecutivo Sobotka. Il capo dello Stato ha dato l'incarico al milionario di origine slovacca,
Poi si aprirà la partita della fiducia. Babiš è costretto a formare un governo di minoranza. Le consultazioni sono infatti fallite. 6 degli 8 partiti entrati in Parlamento si rifiutano di trattare con lui per via dei suoi guai giudiziari. Il fondatore di ANO, Movimento dei Cittadini Insoddisfatti, è accusato di aver costruito una struttura ricettiva su terreni intestati alla figlia, formalmente nullatenente, per ottenere finanziamenti europei. Una vicenda, ci spiega Gigi Pehe, politologo della sede praghese della New York University, che si intreccia con un'altra anomalia della politica ceca. Ha un enorme apparato comunicativo dietro di sé, ha i suoi giornali, le sue stazioni radio ed è in grado di dipingersi come la vittima di una caccia alle streghe politica. Questa strategia fino ad oggi ha funzionato, non significa che funzionerà per sempre, ma per ora Babiš sta ancora riuscendo a usare il suo potere di milionario e di editore per respingere ogni attacco. Babiš potrebbe non ottenere la fiducia. La Costituzione gli permetterebbe comunque di rimanere in carica in attesa di trovare una maggioranza. Ma un'altra ipotesi guadagna sempre più forza, è quella del sostegno esterno dei comunisti e degli ultranazionalisti xenofobi di Tonio Okamura, una triplice alleanza dal sapore rosso-bruno che si è saldata con i voti per le commissioni e la presidenza della Camera. Okamura è l'altro grande trionfatore delle ultime elezioni. C'è una battuta che gira in Repubblica Ceca: il politico di origine giapponese ha ottenuto 2 seggi per ogni richiedente asilo, visto che il paese ne ha accolti solo 12. Il suo partito, l'SPD, ha una piattaforma anti-migranti, anti-Europa e anti-Islam. In Repubblica Ceca non c'è terrorismo, non ci sono rifugiati, non c'è crisi economica, ma i politici fanno leva sulla paura. Dicono alla gente: guardate al resto d'Europa, vedete cosa potrebbe succedere? Questo gioco è andato troppo oltre e ha prodotto un arco parlamentare pericolosamente orientato all'estremismo, che potrebbe causare al paese molti più danni delle minacce immaginarie dipinte dalla politica. L'alleanza con le 2 frange estreme del Parlamento è vista come il fumo negli occhi anche da alcuni membri dello stesso ANO. Petr Ježek, parlamentare europeo, è entrato in politica dopo una lunga carriera nelle istituzioni. La situazione dopo le elezioni è molto difficile, temo che questa ipotesi non si possa escludere. Io sono profondamente contrario, porterebbe la Repubblica Ceca indietro di 20 anni, a chiudersi in se stessa. Ježek ha fondato una sua corrente all'interno del partito per cercare il dialogo con le forze tradizionali sprofondate intorno al 5%. Quando sono cominciati i problemi di Babiš con la giustizia, io stesso gli ho consigliato di vendere i suoi media e di rinunciare all'immunità e sottoporsi alle indagini. Un'alleanza, quella che si va profilando, che preoccupa anche i partner europei. È uscito un articolo nell'edizione tedesca dell'Huffington Post. Il titolo era "Un miliardario, un comunista e un neonazista. Ecco la nuova coalizione ceca". Babiš non può permettersi che questa immagine del paese passi in Europa. I suoi interessi sono nell'agricoltura, che dipende molto dai sussidi di Bruxelles. Per lui sarebbe un disastro. Credo che stia usando comunisti ed estremisti per ottenere ciò che vuole. Il suo obiettivo è mantenere l'immunità concessagli dal Parlamento. Intanto Babiš ha raggiunto il suo primo obiettivo: partecipare da premier al prossimo Consiglio europeo. Con il 2018 alle porte, l'Estonia si prepara a festeggiare i suoi primi 100 anni di vita. Era il 1918 quando, sulla scorta del ritiro russo dalla Prima Guerra Mondiale, il paese ottenne per la prima volta il suo posto tra gli stati europei. E poco importa se per quasi mezzo secolo l'indipendenza è stata interrotta dall'annessione all'Unione Sovietica, quello che conta per il piccolo paese baltico è festeggiare la 100ª candelina. Lo dimostrano le numerose iniziative messe in campo per la ricorrenza. Le celebrazioni si svolgono anche all'esterno dei confini nazionali con un'appendice italiana. Alla Galleria Nazionale di Roma è visitabile fino al prossimo 28 gennaio una mostra di Konrad Mägi, una figura molto importante nella vita artistica estone nella prima parte del XX secolo. Le molte attività all'estero di Estonia 100 sono state coordinate da Jorma Sarv. We have tried to select the crème de la crème. Abbiamo provato a selezionare la crème dell'Estonia, musica, arte, architettura, di sicuro anche la società digitale, il modo in cui abbiamo organizzato la nostra vita.
Ma penso che sia una grande gioia introdurre la piccola Estonia nel grande mondo, sapendo che non è un problema essere apprezzati, nonostante il tuo paese non sia tra i più grandi in Europa. Le celebrazioni sono iniziate lo scorso aprile e andranno avanti ancora fino al 2020. Il centenario, che ricorre esattamente il 24 febbraio 2018, doveva andare di pari passo con la presidenza di turno dell'Unione Europea, che è stata però anticipata al secondo semestre del 2017 per via della defezione del Regno Unito invischiato nella Brexit. L'imprevisto non ha fermato le numerose attività, che saranno più intense nella prossima estate, in agosto. L'obiettivo degli organizzatori è lasciare in eredità qualcosa per il futuro e coinvolgere la popolazione. Maria Lisa Soe è a capo del programma di Estonia 100. Se tu partecipi, hai i memori più sinceri, tu ricordi più profondamente e pensiamo che questo è forse l'approccio più e meglio che solo preparare una festa che i gente vengono e dopo pensano forse non mi è piaciuto, forse mi è piaciuto. Se tu partecipi, tu prendi la responsabilità e puoi celebrare il compleanno come tu vuoi. Gli eventi saranno diffusi su tutto il territorio, nessun paesino escluso, e riguardano per lo più l'ambito culturale. Tra gli obiettivi che gli organizzatori si sono dati, chiedendo un grande aiuto ai cittadini, è arrivare al 1 milione di voci in estone nell'enciclopedia online Wikipedia. Un focus particolare delle celebrazioni sui bambini, così si è pensato a un progetto originale: regalare strumenti musicali ai più piccoli attraverso una raccolta fondi sulla rete, un crowdfunding. Grazie alla generosità degli estoni, Mari ha potuto avere una viola e un nuovo clarinetto è arrivato alla scuola di musica e arte di Meriama. Storia di un ex bambino prodigio partito dall'Ungheria e determinato a diventare una star, usando e rileggendo i classici del rock e del pop, percuotendoli sui pianoforti di tutto il mondo. Peter Benz approda in Italia poco prima di Natale, 2 concerti a Milano e a Trieste per conoscere questa musica tutta contemporanea, dove però si sentono le solidissime radici della grande tradizione europea. È vero, ho avuto un forte retroterra classico, degli ottimi studi pianistici e di composizione, ma a un certo punto ho sentito il bisogno di provare cose diverse per esplorare le mie vere possibilità musicali. Noi abbiamo questa grande tradizione di severi studi classici e certo non posso togliere da me stesso tutto questo. Non è che io stia cercando di allontanarmene, semplicemente mi concentro solo su ciò che voglio fare. Cerco di essere diverso e creativo. Ovvio però che la tradizione classica è lì e non la puoi cancellare. But of course it's there and can't erase it. Ai giornalisti in conferenza stampa, Peter racconta di cover e composizioni originali che nascono dalla tastiera, dalle dita che si muovono e che a un certo punto trovano un ritmo quasi da sole, ma a volte la scintilla può scoccare anche in altri modi. Mi siedo al pianoforte e improvviso, e quando qualcosa di bello, di davvero interessante viene fuori, lavoro con quel materiale. Però a volte capita che un'idea musicale arrivi mentre sono per strada. Allora prendo il telefonino e la registro, la canto, magari faccio un po' di percussioni addosso a me stesso, e così mi rimane questa idea sulla quale posso lavorare. Peter parla del suo passato di enfant prodige come di un fardello di cui si è liberato a fatica e grazie agli incontri con le scuole americane di musica da Berkeley in giù, e considera poco più che un divertimento anche il ruolo di pianista da record, con quel primato da 700 note in un minuto che è entrato nel Guinness. Gli interessano molto di più, come numeri, i 200 milioni e passa di visualizzazioni contati dai suoi video su internet.
Internet today is huge and Internet è la cosa più grande. È stupefacente come si possano raggiungere nuovi appassionati di musica classica, di Michael Jackson, di musica strumentale, di qualunque cosa, e raggiungerli in modo organico, con tanta gente che ti guarda e ti mandi feedback dicendoti che grazie a te ha cominciato ad ascoltare musica classica, o che suo figlio ha cominciato a studiare pianoforte grazie a te, grazie alla mia musica. E avere un impatto di questo tipo è la cosa più bella. E poi la gente viene dopo i concerti in camerino e ti dice le stesse cose che ti ha detto via internet, ma direttamente, di persona. E sentire questa cosa dal vivo direttamente dalla gente è davvero sorprendente. that's really, really amazing. Grande festa e grande folla a Lubiana per l'arrivo di San Nicolò, felicissimi naturalmente i più piccoli che per l'occasione hanno ricevuto doni e regali. L'usanza di donare ai bambini per San Nicolò è diffusissima in tutta la Slovenia, così come nella vicina Austria e nelle zone adriatiche della Croazia e del Montenegro. A Lubiana con l'arrivo di San Nicolò è iniziato anche il grande mercatino di Natale che rimarrà aperto fino all'anno nuovo. Una mostra dedicata a Nikola Tesla, una mostra su come gli artisti percepiscono il lascito, la figura di Tesla, l'uomo che con le sue invenzioni, la corrente alternata, la radiodiffusione, ha creato la nostra quotidianità. A lui Zagabria dedica una grande esposizione, Tesla, una mente dal futuro. Elena Bulaja Madunic, la curatrice, nel padiglione artistico della capitale croata, in un percorso a spirale ha posizionato i lavori di 60 artisti, una mostra spiazzante per come reinterpreta la creatività tecnologica del grande inventore. Abbiamo deciso di seguire la strada dell'arte oggettiva, un sentiero non facile, un'espressione artistica che pretende un coinvolgimento totale, integrale dell'artista. L'arte viene così intesa come intelligenza di vita, filosofia, ma anche come rischio personale. Il mettersi in gioco, come fece a suo tempo Nikola Tesla, che rischiava di persona, scommettendo sulle sue invenzioni. Una mostra ispirata alla vita di Tesla, inventore nato in Croazia a Smilja nel cuore rurale del paese, ma la cui carriera si è concretizzata nella modernità americana. Le vicende biografiche di Tesla e alcune coincidenze storiche hanno ispirato l'architetta Dinka Pavelic, che per la mostra ha creato una hall d'albergo. È risaputo che Tesla negli Stati Uniti abitava in grandi alberghi. La vicenda umana di Tesla, però, per una coincidenza sorprendente, si è incrociata con il lavoro del grande architetto Gaudì e con la nostra storia recente. Nello spazio dove ora c'è Ground Zero e dove si alzavano le Torri Gemelle, sorgeva anche il primo laboratorio di Tesla a New York. In questo spazio poi Antoni Gaudì doveva costruire un albergo, un hotel avveniristico, le cui forme a ellisse nei progetti ricordano la Sagrada Famiglia di Barcellona. Citando i progetti di Gaudì per questo albergo, mai costruito, ho ambientato la creatività avveniristica di Tesla in una hall, un modo per omaggiare lo stile di vita del grande inventore. La mostra celebra l'unione tra tecnologia e arte, declinandola in un racconto spesso fiabesco, anche infantile. Ho iniziato a occuparmi di internet e arte già negli anni 90. All'epoca come artisti eravamo affascinati dalla tecnologia, ci piaceva esporre, mostrare la tecnologia. Ci siamo totalmente integrati in questa tecnologia, tanto da poterla esporre in modo creativo con mostre come questa. Per questo ci siamo ispirati a Tesla. L'inventore era convinto che la tecnologia doveva servire per amplificare i talenti e le intelligenze, non soffocare l'individualità.
Tesla, che non aveva talenti artistici, però con la sua creatività tecnologica da genio è comunque diventato anche un'icona artistica. La mostra, a cui partecipano tra gli altri anche Max Pinucci e Elena degli Innocenti, rimarrà aperta a Zagabria fino a marzo, poi migrerà a Parigi, Praga, New York e Dubai.